La finanziaria di primavera si abbatte sul popolo delle partite IVA. Così protesta Confartigianato. Come con il gioco delle tre carte, spiega il presidente Agostino Bonomo, il ministro Padoan ci ha ridotto sotto il naso il diritto alla detrazione dell'IVA, ci ha sospeso per 9 mesi il diritto alla compensazione dei crediti e cancellato le recenti regole per la detassazione dei marchi. Questi i provvedimenti, subito contestati dall'Associazione degli Artigiani, contenuti nella cosiddetta manovrina imposta dall'Unione Europea, ossia il ritocco ai conti di bilancio da oltre 3 miliardi di euro, di cui più di 2 verranno dalla stretta fiscale su imprese e professionisti. Senza, e qui sta il gioco di prestigio, sbotta Bonomo, aumentare le tasse, ma attraverso un'ingiusta contrazione di consolidati ed equi diritti acquisiti per legge dalle imprese.